flash finale del Consiglio Comunale di Agrigento nel 2014. Il bilancio di previsione per l'anno ormai prossimo alla conclusione. Bocciata nel frattempo la tassa di soggiorno. Gloria Scafè. Nel Palazzo dei Giganti di Agrigento il Consiglio Comunale si è riunito in seduta comune per l'approvazione del bilancio del 2014, un bilancio che arriva il 29 dicembre, dunque è meglio definirlo come consuntivo. In aula, con 21 presenti e 9 assenti, sono state valutate, fra le altre questioni, le criticità all'interno dello strumento finanziario esaminate insieme ai revisori dei conti, fra tutte quella dei debiti fuori bilancio sempre in crescita. L'altra questione ha riguardato i crediti vantati dalla Togesa, quindi la bollettazione del 2015 ad oggi. Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte degli uffici su entrambe le questioni. Certo, siamo sempre in un'assoluta difficoltà dove i finanziamenti da parte del governo nazionale e da parte della regione vengono a mancare. Arriviamo sicuramente sempre tardi, però questo Consiglio Comunale sarà così responsabile perché il bilancio vada approvato. Un bilancio che arriva al termine del 2014, la sua posizione? Ma guardi, questa è una vicenda che in parte lo consente la legge di andare a approvare questo tipo di bilancio a fine anno, in parte la stessa amministrazione. Il Consiglio Comunale è stato sempre spogliato di quella competenza di indirizzare la spesa e questo è il risultato. Questo è un consuntivo, una presa d'atto per il Consiglio Comunale. Dal prossimo anno ciò non deve più accadere, il bilancio deve essere approvato almeno nei primi 6 mesi dell'anno, dichiara Cirino. È un bilancio che deve essere tutto rifatto con le entrate che arrivano per esempio dall'urbanistica, dalle sanatorie devono essere inserite in bilancio per le opere di urbanizzazione della città, l'illuminazione, le strade. La Tasi deve servire per l'illuminazione delle strade che oggi sono tutte al buio, quindi è un bilancio che deve essere tutto ricomposto e rifatto di sana pianta. Il suo voto contrario all'approvazione del bilancio perché? Ma perché questo bilancio non è costruito secondo le indicazioni che sono state fornite dalla Corte dei Conti. Noi riceviamo periodicamente delle osservazioni da parte della Corte dei Conti che non trovano risoluzione e che quindi anche questo bilancio risente di queste mancate proposte per poter risolvere le problematiche inerenti al bilancio. E in aula si è discusso anche della tassa di soggiorno. Dopo mesi di discussioni, riunioni e incontri, dopo i pareri tecnici e contabili, il Consiglio Comunale di Agrigento ha deciso di bocciare l'imposta di soggiorno con 9 no, 7 astenuti e 8 sì. La tassa, se fosse stata applicata a partire dal marzo 2015, avrebbe fruttato al municipio circa 500.000 euro. Non escluso che nei primi mesi dell'anno ormai imminente la discussione sull'imposta possa essere ripresa.